Lei ha sentito della questione Covid? Ho sentito, sì. Cosa ne pensa? Penso che siano tutti in queste condizioni qua, penso che adesso non so dove sia queste persone. Croce Rossa qui a Jesolo, ma sono Sono stati lì, insomma, penso che non ci sia pericolo più di ieri, voglio dire. Lei è di Jesolo? No, io sono di Verona. Viene qui in vacanza, Io non sono ha qui in paura della vacanza, cosa? no, a parte che ormai ero già qui quando è venuta fuori la notizia, quindi... Qui è tutto tranquillo, non sembra nessun problema, per cui spero che rimanga lì. C'è la confinato. paura un po'? Ma un po' c'è, però insomma qui sembra che sia tutto tranquillo, insomma non penso, non la sento la paura, no, né io né in giro, insomma, ecco. Io penso che ormai tutti quanti siamo venuti in contatto di questa cosa. Quindi lei non ha paura? No, infatti mi vede girare anche senza mascherina, Lei da dove arriva? da Milano. Speriamo che venga risolto presto. Problemi non ce ne sono, anche perché gli ospiti sono stati spostati, per cui quelli rimasti sono in quarantena fiduciaria, ma insomma non c'è nessun tipo di problema però. C'è paura? No, assolutamente. Qui a Jesolo è tutto tranquillo, continuiamo la stagione. In realtà ormai ovunque, nel senso che è una realtà comune, sappiamo benissimo di cosa si tratta, cerchiamo di prendere le precauzioni come al solito, quindi lavaggio delle mani, mascherine, eccetera, e quindi ci auguriamo. Esatto. Speriamo bene.